Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del TG Sport. In primo piano c'è il calcio, il Mantova non regge la pressione, si fa rimontare anche dalle Renate. Decisivo il calo di rendimento nella ripresa e qualche dubbia decisione arbitrale. Sentiamo Giulio Giovannoni. Il Mantova è fragile ed anche ieri a Meda lo ha dimostrato. La rabbia aumenta perché sotto il profilo del gioco la squadra c'è. E allora come la mettiamo? Il 2-2 conquistato ieri è frutto di un bel Mantova nel primo tempo e di un pessimo Mantova nella ripresa. La conseguenza di una netta fragilità psicologica a causa dell'incapacità di mantenere un vantaggio di 2 reti. Mettiamo dentro anche l'arbitro Rapuano di Rimini e sottolineo Rimini che non vedeva l'ora di concedere il secondo rigore a Renate. Il deciso calo fisico del Mantova nella ripresa e la forza del Renate, trascinato dal giovane 94 Scaccabarozzi, ovvero il baby migliore visto dall'inizio del campionato, ed i giochi sono fatti. Abbiamo parlato dei lati negativi. In positivo c'è una squadra che quando sta bene può battere chiunque la grande, anche se il modulo impone perfezione ed una concentrazione massima. Se ci sarà quella, sarà facile raggiungere l'obiettivo. La cronaca: a me della giornata è calda, con la solita buona rappresentanza biancorossa, con in mezzo il presidente Lodi in versione ultra. Al quinto Festa respinge un colpo di testa di Gualdi. Un minuto dopo Floriano scappa sulla fascia, mette per Masini che sbaglia con clamore. Il Mantova quando scende fa male, dal 16° Spinale serve Zanetti, il quale serve Fortunato che scaraventa in rete il vantaggio biancorosso. Il Mantova insiste con Floriano al 32° con un tiro fuori di poco, mentre 3 minuti dopo Gualdi sfiora il palo ancora di testa. Il tempo si chiude con un tiro di Florian con palla fermata da Festa. La ripresa non sembra nascondere insidie al Mantova, anzi al 6° Floriano indovina l'angolo che lascia di stucco Santuro per il 2-0. Da qui il Mantova comincia a spegnersi, dal 16° Cardine evita il gol del Renate in area piccola. Ci prova Floriano in contropiede al 20° ma sarà l'ultimo sussulto. Al 27° Vecchi stende Bernasconi, l'arbitro concede il rigore senza vantaggio che Scaccabarozzi realizza. È il panico. Al 29° Festa fa il miracolo su Castellani. Al 39° si ripete sul colpo di testa di Spampatti. Si arriva al 45° quando Festa ha già la palla in mano ma Cardine sfiora Castellani e l'arbitro gli dà il rigore. Ancora Scaccabarozzi va sul dischetto per il 2-2 che potrebbe diventare 3-2 con la clamorosa traversa colpita da Bernasconi con il Mantova in 9 per le espulsioni di Fortunato e Bini rispettivamente al 41° e al 47° della ripresa. Finisce in pari. Domenica c'è il Porto Tolla al Martelli. Vietato sbagliare. E domani o al massimo mercoledì il clan biancorosso si riunirà per fare il punto della situazione. Mister Sala non è comunque in pericolo e c'è da decidere se tesserare o meno Donazzani. Intanto è notizia di oggi che i mister Zuccarini e Notari Stefano, rispettivamente di Delta Porto Tolle e Alessandria, sono stati esonerati.